Prima Pietro, capitolo 2. O sacerdozio nuovo. Arrasato per questa ogni sciorta infamità, arrasato una volta per sempre a tutte imbruglia, a tutte quelle ipocrisie e a tutte gelosie, a tutte malalingue, e come una creatura appena nata, ha bramato un latte puro lo spirito per crescere in la salvezza vostra, perché voi avete già provato quanto è buono il Signore con noi. Accostatevi, Signore, issa è che la preda viva che l'uomo non hanno scartata, ma che è stata scelta da Dio per essere una preda assai preziosa, perché pure voi, come prede vive, formato tempo lo Spirito Santo, siete privi di consacrati a Dio e facete innanzi a Dio tutti quei sacrifici e l'anima che Dio accetta assai per mezzo di Gesù Cristo. L'inda scrittura si legge queste parole: o vi canna giuscivete una preda assai preziosa e a mettere in da città di Sion, sarà come una preda puntone, rinde paramenti suoi, e chi crederà rinda essa non sarà mai sbravugnato. Per voi che credete che questa preda è assai preziosa, per tutti quelli invece che non credono, sta scritto in la Bibbia, che la preda che fra vecatura hanno scartata è diventata la preda puntone, la preda in giambaca e la preda in scandale. Chi sta in giambaca una rinda perché non hanno voluto credere in quella parola di Dio, questa è la fine che Dio ha fissato per loro. Voi invece siete gente che Dio si scivete, voi siete destinati per regno e Dio, come un popolo privo di consacrato a essa. Voi siete quel popolo che Dio si scivete per far conoscere a tutta la gente, tutte quelle opere, quelle meraviglie che essa ha fatto, e va chiamata rinda a chi l'oscurore la vita vostra, per portare rinda a quella luce soia. Una volta voi non erano manco un popolo, ma invece siete diventato popolo di Dio, voi che non tempo stiva fuori a tutto l'amore del Signore. Ma invece avete avuto tutto l'amore di Dio. Obbligo dei cristiani tra i pagani, o buon esempio. Carissimi, voi siete come i forestieri e pellegrini rinda a questo mondo, e proprio perché si vi consiglia di mantenere arrasata tutte quelle smanie della carne vostra, che fanno sempre guerra rinda all'anima vostra, comportatevi sempre buoni in mezzo a tutti quelli che non credono a Dio. Eppure se loro parlano assai male voi e vanno dicendo che voi siete gente malapelle, l'indo giorno del giudizio verranno accettare che l'opera vostra sono buone e tanto daranno pure loro la rolia a Dio. E dovere verso l'autorità. Per l'amore del Signore, chiedetevi sempre sotto a tutti quelli che comandano in coppa a sta terra, tanto a Cesare che comanda ancora a tutto quanto, che a tutti quelli governatori che essa manda per castigare, quelli che fanno i fetienti. E daranno premi a tutti quelli che si comportano buono, perché volere Dio che voi vita fa sempre bene in coppa a sta terra, per farsi raccogliere a bocca tutti quelli che vottano fuori sulle fesserie, a rinda bocca a loro e campano rinda una ciuciaria. Comportatevi sempre come uomini franchiati e non vi servite mai la libertà vostra, per come una novella, tutta frubbatoria, sforzatevi più toste, e campate sempre come a quelli che servono il Signore. Regnite a noi tutta la gente, volete sempre bene a tutti i frati vostri in da fede, adorate Dio e lavorate pure a Cesare. E dovere riserva. Voi servi, obbedite chi ne ha reverenza a tutti i padroni vostri, non solo a quelli che sono buoni e chi ne dolcezza con voi, ma pure a quelli che sono terribili con voi. Per chi conosce Dio è sempre una razza e malapate quando si viene trattato malamente. E poco profitto in Cesarea sopportare un castigo quando uno ha fatto un'infamità. Se voi invece facete sempre bene e sopportate con la pazienza tutte quelle sofferenze, tanto sì che Dio sarà contento di voi. A questo voi siete stati chiamati, perché pure Gesù Cristo ha avuto malapate per voi, ha avuto la sana esempio a voi, perché pure voi camminaste un coppa imparate soli. Perché essa non facete nessuno peccato, e mai in un canno fu trovato in da bocca soia. Quando smerdiava non rispondeva mai con sbravogna e quando facevano male a te non parlava mai a vennette, perché metteva sempre a causa sua rinde in mano quello che giudica sempre con giustizia. Essa ha portato tutti i peccati nostri in il corpo suo e l'ha inchiuato insieme con essa in quella che è la croce, perché pure noi non campammo più sotto il peccato, potessimo campare in da giustizia, perché siete state sanate tutte le chiaie sue. Prima ero come a tanti peccatori sbiati, ma invece si è tornato innanzi al pastore vostro, che è puro guardiano, e tutta l'anima vostra.